È l'incontro in un treno con una persona di fronte che legge una rivista. It's just the poem takes inspiration from this kind of meeting In the train. on the Okay. train. Casse galleggianti. Furono i tuoi occhi della luce della primavera a colpirmi. E quelle gambe affusolate con rigore accavallate per tenerci sopra una rivista da stazione. Case galleggianti, mi dicesti, scorrendo le pagine. Chissà se le usano per poterle trasportare o vederci sotto in trasparenza i pesci in qualche mare. Intanto il treno ci rullava via e il tuo corpo danzava al ritmo, come avrebbero fatto soggiorno, cucina, bagno e il tuo letto galleggiante, diretti verso i 4 punti cardinali, o i miei piedi sopra l'acqua, desiderosi di arrivare a casa, trovare una dea raggiante, nuotare con uguale desiderio il pesce dentro i flutti dalle schiume tropicali. Floating houses. It was your eyes which battered me with a spring light, your tapered legs crossed so carefully beneath the magazine from the station. Floating houses, you said, glancing at the pages. I wonder if they can be transported or used to see a few fish in the sea through a transparent floor. Meanwhile, we rolled along on the train and your body danced to the rhythm as living room, kitchen, bathroom and your floating bed would have done, directed towards the 4 cardinal points, or my feet above the water, eager to get home and find the radiant goddess swimming with the same desire, a fish in billowing tropical